Oggi parliamo di Mario Pischedda, cioè questa persona qui. Mario Pischedda è un fotografo, un artista, un performer che vive in Sardegna, a Bordigiadas. Io ho la fortuna di conoscerlo grazie a Gallizio, che è anche il nostro editore di alcuni progetti un po' particolari, da molti anni. Da molti anni in cui abbiamo fatto tante cose assieme. Una di quelle che abbiamo fatto è Sette, un libro con la copertina di vetro che avevo fatto io coinvolgendo Mario e tanti altri amici ancora nell'aprile del 2015. E Mario poi, come vi dicevo, è un artista, un fotografo, un performer, ha lavorato a Frigidaire negli anni 80 e così via. È uno che tiene molto al dono, Mario. Per cui ogni tanto mi arrivano dei suoi regali, da totale sorpresa. Questo è un suo libro che aveva fatto con Stacey Hardy, dando delle foto molto particolari alcuni anni fa. Questo con questa copertina incredibile, con questo pattern stupendo, è un suo libricino che mi è arrivato tempo fa e che non è in vendita, perché questo libro non ha prezzo, come si può chiaramente leggere. Dicevamo fotografo e così via. E questi sono alcuni dei lavori di Pischedda. Questo l'avevamo fatto tra l'altro assieme a Copparo, vicino a Ferrara, nel 2015. E questa invece è una sua performance che si chiama Feridos, Feriti, realizzata sempre nel 2015. E poi così via, poi siamo ancora nel 2010 in Viale Bligny, per esempio, quando Mario si è acceso questa incredibile lanterna in testa. E poi ci sono anche queste, questo è un altro classico Pischedda. Sto facendo tutto questo video perché in questi giorni mi sono arrivati non uno, ma bensì ben due plichi da Mario Pischedda e dentro c'è la sua ultima fatica. La sua ultima fatica è un titolo meraviglioso e a cui mi associo in pieno, cioè Di flop in flop. Naturalmente anche questo libro non ha prezzo. Di flop in flop è una raccolta è una specie di cut-up di tutto quello che troviamo sui social media e non solo sui social media in realtà. È pubblicato sempre da Gallizio Editore ed è stato stampato in 100 copie numerate. La cosa meravigliosa è che all'interno di questo libro c'è questa Polaroid con il nostro maestro. Io ringrazio moltissimo Mario, spero che ci si possa vedere presto in un periodo storico un po' più favorevole ai viaggi dal continente alla Sardegna e ti abbraccio molto. Ciao Mario, a presto.